Oggi si celebra San Pio X. Il nome Pio ha origine latina e significa devoto. Oggi 21 agosto è la giornata mondiale dell'imprenditore, un'importante ricorrenza che mira a diffondere una maggiore consapevolezza del valore dell'imprenditorialità e dell'innovazione, specialmente quando sono orientate verso lo sviluppo di attività sostenibili. La giornata mondiale dell'imprenditore è dedicata a tutte le persone che, grazie alla propria iniziativa personale, hanno creato imprese, contribuendo al progresso tecnologico e al benessere della società. L'evento si rivolge sia a coloro che hanno imprese solide e stabili, sia a coloro che decidono di avventurarsi e avviare un'impresa da zero. A Parigi è tutto pronto per il furto del secolo. È il 21 agosto del 1911. Vincenzo Perugia decide di entrare in azione il lunedì mattina, giorno di chiusura del Louvre. Avendo prestato servizio al museo, conosce le abitudini del personale. Alle 8:30 il furto è compiuto e Perugia torna in taxi nel suo appartamento. Al museo si accorgono del furto il giorno dopo e per più di 2 anni della Gioconda si perde ogni traccia. Dopo aver tenuto il quadro appeso in cucina, Perugia si mette in contatto con un antiquario fiorentino, inviandogli una lettera firmata Leonardo, in cui spiega che secondo lui l'opera appartiene all'Italia ed è disposto a restituirla in cambio di 500.000 lire. Viene organizzato lo scambio, ma è una trappola e il fuggiasco viene arrestato. Sapete quanti palloncini servirebbero per sollevare una persona? Innanzitutto servono dei palloncini ad elio. Ogni litro di elio può sollevare circa 1 grammo di peso ed ogni palloncino ne contiene circa 14. Quindi con dei piccoli calcoli possiamo dire che per far prendere il volo a un ragazzo di circa 40 kg ne servirebbero almeno 2857. Sebbene possa sembrare non influente, bisogna considerare anche il peso di tutte le cordicelle che mantengono insieme tutti i palloncini. Adesso provate voi ad immaginare quanti palloncini potessero servire per sollevare un'intera casa, come nel film Up. Buongiorno ai 12, oggi una splendida luna in Leone sembra volere fare confluire tutti i coefficienti di luce dentro il segno zodiacale che più di tutti parla a quella che è l'energia più forte dell'universo, la luce appunto. Vediamo come reagiranno i segni zodiacali. Ariete, e beh, per voi è una luna di trigono che finalmente vi fa fare pace e chiarezza con i vostri sentimenti, con il partner e con i vostri intenti molto ambiziosi in questo momento della vostra vita. Toro, Luna entra in quadratura in Leone e sembra proprio che dopo un momento di placidità ci sia un momento di esigenze familiari a cui dovete sopperire, magari con qualcuno di più piccolo, magari parlare di problematiche che hanno a che fare con qualche figlio o qualche parente che ha bisogno di voi, ma prodighi come siete troverete sempre la soluzione. Gemelli, la Luna oggi non solo entra in Leone ma si congiunge al vostro astro Mercurio, quindi ricominciate a riprendere la parola da un punto di vista sentimentale e affettivo e oggi delle belle sorprese arriveranno tramite messaggi e saluti di amici e conoscenti vari. Cancro, la vostra giornata oggi vede l'abbandono della luna dai vostri gradi zodiacali, una luna che ha creato un aspetto spettacolare nello zodiaco, una tripla congiunzione di cui ancora sentite gli effetti, che volete fare diventare un pochino più oggettivi, più pratici, visto che per voi i sentimenti si devono concretizzare in realtà, non dovete fare altro che discutere col partner per creare una nuova dimensione di coppia che vi porti lontano. Leone, entra la luna nei vostri gradi
gradi ad addolcire un po' la vostra felina e regale maestà. Quello che più conta è il fatto che la Luna si congiunge a Mercurio nei vostri gradi e che vi dà di nuovo una dialettica affettiva di cui avevate bisogno, anche perché voi dovreste adesso rassicurare il partner su tutta una serie di faccende su cui avete discusso in maniera animata negli scorsi giorni. Vergine, la Luna oggi fa le coccole al vostro Mercurio, ancora un po' pensieroso, emotivo, ma che vi ha rassicurato. La Luna stessa oggi tenderà a farvi vedere le cose con intuito e senza la solita razionalizzazione, per cui ogni tanto vi fate fumare il cervello. Bilancia, la Luna oggi torna amica e fa arrivare dei messaggi, delle soluzioni, delle conoscenze o un suggerimento di qualche persona che vi potrà essere utile nel lavoro o per risolvere qualche piccola bega. Finisce intanto l'opposizione di Marte a Saturno e Nettuno e la Bilancia finalmente respira un po'. Scorpione, luna di quadratura per voi oggi, quindi qualche frase un po' da decodificare, qualcosa su cui non ci vedete chiaro, su qualche detto o non detto che vi incuriositerà non poco. Quindi oggi siete le solite spie dello zodiaco. Sagittario, luna in trigono, quindi per voi oggi torna una meravigliosa disposizione affettiva in cui renderete al meglio, in cui vi sentirete di nuovo appagati, proprio perché il dialogo, che in genere a volte vi difetta, proprio perché siete un fiume in piena e travolgete, oggi sarà invece più modulare e decisamente più proficuo e scambievole. Capricorno, la luna finisce l'opposizione ai vostri gradi, quindi torna l'umore un po' più saldo, un po' più sereno, fermo restando che Giove e Venere ancora vi chiedono di dimostrare qualcosa di più in amore. Acquario, inizia la luna d'opposizione e le vostre emozioni oggi sono un pochino ballerine, per cui dovrete tentare di tenere i nervi saldi e di non ripassare come al solito tutta una serie di passati che non diventano un presente e che non vi fanno vedere la cosa che vi piace più di tutti, il futuro, quindi non rovellate troppo oggi. Pesci, la luna termina il suo trigono e vi lascia il leone a tentare di capire se veramente gli effetti dell'amore promessi si sono tramutati in realtà. Oggi non sarete molto critici, ma verrete positivamente sorpresi da Giove e Venere, che invece vi assicurano che tutte le vostre aspettative troveranno terreno fertile e concretezza anche in prospettiva di qualche tempo più in là su cui avete qualche progetto importante. Una stagione incredibile, quella 2009-2010 per l'Inter di Mourinho. Champions League, Scudetto e Coppa Italia. Al grande triplete l'Inter del nuovo allenatore Benitez aggiunge il 21 agosto 2010 la Supercoppa italiana, vincendo in rimonta 3-1 contro la Roma. Quando vogliamo davvero conoscere qualcuno ci immergiamo nei social media, scrutando tutte le informazioni, scovando immagini di anni passati e quasi sempre si trova qualcosa di sorprendente o inaspettato. È in questo momento che viene spontaneo chiedere: hai per caso uno scheletro nell'armadio? Questo modo di dire, anche noto in inglese come to have a skeleton in the closet, implica avere un segreto imbarazzante o compromettente. Emilio Salgari, l'autore di Sandokan, il Corsaro Nero, ha fatto sognare tanti giovani lettori con le sue avventure. Nonostante non abbia mai viaggiato, riusciva a creare terre lontane come se le avesse vissute davvero. Ha scritto oltre 200 opere, ma questo grande impegno ha avuto un costo elevato, lo stress e i problemi finanziari. Soffriva di insonnia, depressione e attacchi di panico. Fumava e beveva molto, così come la moglie Ida Peruzzi, che venne ricoverata in un manicomio. Nel 1901 Salgari tentò il suicidio, anche suo padre si era tolto la vita molti anni prima, convinto di avere una malattia incurabile. Infine Salgari si recò sulle colline, luogo in cui amava trascorrere momenti felici con la famiglia, e lì mise fine alla sua vita. Gli anni successivi, due dei suoi figli compirono il gesto estremo, seguendo il triste destino del padre. Ci salutiamo con la frase del giorno. È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.
E vi assicuro che per la fissione dell'atomo serve veramente tanta energia, quindi cerchiamo tutti insieme di accumularne altrettanta per spezzare i pregiudizi ogni giorno. Mi raccomando, non mancate domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Vi auguro una buona giornata.